Grazie a tutti voi per appunto aver fatto insieme questo percorso e ringrazio le guide che ci hanno illustrato tutta una serie di assetti della nostra città e della nostra città segreta, cioè di tutti quelli che sono i rimandi storici, scientifici, culturali, invisibili, che sono stati un po' il rizoma, la radice da cui poi è nata progressivamente la scienza, la medicina, la psicologia padovana e italiana. Quindi che è proprio in tessuto, una sorta di biografia geografica la città di Padova per questi assetti. E quindi noi andiamo a terminare là dove in realtà tutto è iniziato per gli psicologi padovani, quindi proprio uroborico. È iniziato qua sostanzialmente, è iniziato qua quando è stato accennato Roberto Ardigò, appunto fu un iniziatore da un punto di vista filosofico, quindi creò quella matrice nella quale nel 1919 venne chiamato a Padova Benussi, Vittorio Benussi, un nome che forse qualcuno ha sentito. Vittorio Benussi arrivò in una maniera che potremmo definire heavy metal nel tessuto culturale di Padova. Era uno studente di Roma, che aveva studiato a Roma, poi era andato a Graz e aveva studiato psicologia sperimentale. All'epoca, quasi sconosciuta in Italia, c'erano 3 cattedre di psicologia all'epoca, nate nel 1905. A Padova niente, e c'era un feroce clima antipsicologico, perché noi oggi lo diamo per scontato, ma in realtà in quegli anni 20 c'era una filosofia gentiliana ostile, attivamente ostile alla psicologia. C'era un Vaticano attivamente ostile alla psicologia e soprattutto all'eresia psicoanalitica, e c'era un clima anche politico contrario all'assetto psicologico che veniva vissuto come qualcosa di diverso e di discrasico rispetto alle istanze morali, etiche e valoriali dell'allora regime fascista. Quindi con molta fatica nel 19 arriva Benussi. Noi ci immaginiamo oggi psicologia, sapete, psicologia ha queste sedi enormi costruite nel tempo, questo stato dell'arte, dei palazzi, degli edifici, degli esperimenti della comunità accademica psicologica padovana enorme, internazionalizzata, ma qui arrivò Benussi sostanzialmente con una scatola di cartone di piccoli equipaggiamenti che si costruiva lui e una stanzetta chiamata poi Istituto di Psicologia. C'è un dettaglio interessante, curioso, oggi noi a psicologia abbiamo migliaia di studenti che arrivano da tutta Italia, da tutto il mondo, che cercano di venire a studiare e quindi dobbiamo, tra virgolette, uso questa espressione, tenerli fuori in un certo senso, con ampie selezioni. E invece lì, nel 1919, la prima lezione di Benussi fu una cosa da butta dentro, ovviamente il butta dentro del locale che tu passi, vieni preso e scagliato dentro contro la tua volontà. Si racconta che la sua prima lezione, pur pubblicizzata, era praticamente vuota, e allora un bidello impietosito dell'aula vuota per il professore andò per i corridoi a prendere praticamente per il collo un paio di studenti dicendo: vi prego, andate a non far fare questa figura al professore. E quindi si trovarono proprio col butta dentro alla prima lezione di psicologia. Prima lezione di psicologia che però poi creò subito un circuito molto interessato, tra cui alcuni nomi nobili: Cesare Musatti, novello dei Papapava, carraresi, una famiglia nobile padovana, e altri giovani che si appassionarono, e intorno a Benussi, che iniziò a mettere insieme psicoanalisi e sperimentazione, la psicologia sperimentale. C'è un piccolo dettaglio storico: se voi andate nella biblioteca di psicologia che c'è adesso in via Venezia, all'interno dei vecchi libri della sezione storica degli anni 20 si trovano ancora gli appunti del giovane Benussi e le prese feroci per i fondelli che faceva delle teorie di altri psicologi nelle note a margine, tipo studente svogliato di oggi che faceva tutta una serie di commenti, disegnini, e ancora alcuni apparati percettivi di cartoncino che si faceva lui, i mezzi erano questi, che lasciava ripiegati in mezzo ai libri. Quindi è proprio una cosa abbastanza curiosa. Benussi, purtroppo grande maestro, soffriva anche di probabilmente quella che oggi definiremo un problema di tipo bipolare, insomma, crisi maniaco-depressive importanti. Nel 1927 c'è un giorno tragico, qua dietro, Cesare Musatti, il giovanissimo Cesare Musatti, il suo assistente, entra nel suo studio per un incontro e trova il maestro riverso su una sedia, su una seggiolina che aveva, accanto del tè che ha questo odore di cianuro fortissimo. Si era suicidato pochi minuti prima. A questo punto, nella confusione e nel panico, Cesare Musatti prende la tazza di tè e la butta in un lavandino per poi farla scomparire. Esce di corsa, va in questa casa di fronte dove abitava un medico e gli chiede di correre perché il maestro ha avuto un infarto. Cerca cioè di nascondere il fatto che si è trattato di suicidio. Perché? Perché sapeva che era la pietra dello scandalo. Già la psicologia era osteggiata, seppure il già osteggiato maestro si fosse suicidato, probabilmente l'intera cattedra, l'intera storia della psicologia padovana non sarebbe mai più andata avanti, non saremmo qui a parlarne. È stata quella decisione di 30 secondi che ha cambiato i destini della psicologia patavina. Il ministero pensò che fosse appunto un semplice infarto, l'istituto rimase e proseguì, venne affidato a Musatti. C'è poi tutta una storia complessa, e da una piccola stanzetta sotto i nostri piedi ci sono i locali sotterranei dove a un certo punto durante la guerra, quando Musatti fu tolto l'insegnamento di origini ebraiche, contrario al regime,
vennero nascosti tutti gli equipaggiamenti di Venus e di Musati in scatoloni anonimi, abbandonati, non si sapeva più quasi neanche dove fossero. Poi dopo la guerra recuperati, e un paio di allievi, Metelli e Petter, Guido Petter, l'avrete sentito nominare, Fabio Metelli e Guido Petter, rifondarono da zero la psicologia sperimentale padovana, crearono la prima scuola di specializzazione negli anni 60, tutto qua in queste stanze, qua sopra, ai piani di sopra, e pian piano allievi arrivarono da tutta Italia e poi venne proposto il primo corso di laurea, 1971. 1971 è uno tsunami. In queste aule si riversano 3.000-4.000 studenti da tutta Italia che aspettavano da anni la nascita dei corsi di laurea. Dal 19, in cui bisognava fare il butta dentro, quel bidello che praticamente sequestrava persone per fare scena e buttarle nelle aule, si arriva a non avere proprio gli studenti che sciamano da fuori. In pochi anni sono migliaia i laureati e poi nel corso degli anni l'intero edificio viene psicologizzato, inizia a espandersi in tante altre sedi precarie, ci siamo passati vicini qui dietro, l'ex ECA, in centro, in tanti locali, cinema dove si facevano lezioni, insomma la psicologia conquista la città di Padova in un certo senso, sciama e diventa, arriva a 10.000 studenti. Poi, metà degli anni 90, da queste aule ci si trasferisce nelle aule del futuro, cioè quelle che sono in via Venezia, dove magari qualcuno di noi ha studiato, e che rappresentano adesso quello che è uno dei poli principali della psicologia a livello europeo. Ecco, qui chiudiamo la nostra storia della psicologia della medicina padovana, ma perché qui ha iniziato tutto. Ecco, questo è il locale, il posto, e volevamo portarvi a conoscere le nostre origini. Grazie.